è Rudy Dal Pozzo, campione europeo e direttore sportivo della Opel. Ecco qui. Allora, a questo punto volevo semplicemente chiedere una cosa. Questa è la targa che fra poco avevo detto. Guarda, adesso ne andiamo anche il Presidente. Volevo chiedere una cosa. Emozioni, sensazioni, prima volta a Messina? Assolutamente no, io a Messina sono venuto anche qualche anno fa in veste di ispettore della federazione. La gara era bella, peccato che non lo fa più. Messina è una città meravigliosa perché non sono fuori con le regioni. Comunque io questi bianchi l'ho fatti con loro, sono stato nel 62, che ero poco più nelle trentenne, ho sempre corso Opel, ho vinto 7 campionati, tra i quali l'italiano nell'81 e l'europeo nell'82, poi ho fatto il direttore sportivo, poi ho fatto il manager e responsabile dell'attività motoristico-sportiva che regionale Motorsport. Quindi io conosco Mauro che è un nostro professionale da una vita, lo ringrazio di avermi invitato, sebbene stia organizzando il venerdì delle 4 di giorno storico, mi sta impegnando moltissimo, c'è fra 15 giorni, anche lì ho che fare con la regione, Presidente, e quindi vi ringrazio di avermi invitato, sono venuto volentieri perché mi piace Messina, mi piacete voi siciliani che avete una passione sfrenata. Ho fatto 13 anni a Targa Fuori, ma la passione non l'ho trovata nel mondo. Grazie. Presidente della Camera, al campione europeo Rudy Dal Pozzo e direttore sportivo della Opel. Grazie, sì. No, allora, siccome avete tanto elogiato e tanto apprezzato la bellezza di questa città, io desidero ovviamente ringraziare per questo così Ronario, non Buzzani, ma io inviterei a fare una cosa, perché un altro anno, poco a poco, questa esigenza insopprimibile di dichiararvi che cosa comunicare, che cosa mi piacerebbe fare, che il prossimo anno con la OCE, ma raccordiamoci per bene, si possa fare per esempio un rally di auto storiche della Opel, se il Peppino me lo consente, cioè noi saremo a fare da apripista, tu con la tua macchina, tu sei peraltro molto pilota, devi andare in tardi, no? Però sì, ecco, di fare un rally di auto storiche per tutta la provincia di Messina, a partire dalla città di Messina per la provincia di Messina, cogliendo, come era stato suggerito, i posti più suggestivi della provincia di Messina, perché vorrei ricordare alle mie amiche catanesi soprattutto, vorrei ricordare che pure se sono di Catania, Messina è la provincia più bella e più visitata dai turisti nella Sicilia, perché non solo ha l'origine delle isole Eole, ha anche la città di Messina e ha ancora un territorio straordinario, immaginate 200 e più chilometri di costa, e Messina ha anche un parco straordinario, il parco dei Negri, sede di straordinari sapori e di grandi antichi saperi. Grazie, grazie. Posso garantire che volendo fare anche un rally monarca di auto storiche è possibile, perché io che frequento quell'ambiente adesso trovo sempre in tutte le gare in Italia una percentuale del 60-70% di Opel, perché sono macchine divertenti, costano poco e soprattutto sono macchine molto diffuse, perché ha tenuto battesimo di tutti i piloti importanti. Grazie, scusate. Grazie a voi. Ringrazio ancora il campione e spero di ritrovarlo prestissimo. Grazie.